Buonasera a tutti qui dal Pala Don Bosco di Palermo, benvenuti al derby 3M Palermo, parte seconda. Dopo l'andata a favore dei neroblù, oggi vedremo un'altra gara importante, un'altra gara tra due squadre che sono due tra le più importanti del nostro campionato di Serie C1 Girone A. Sentite l'inno del Palermo, gioca in casa la squadra rosanero oggi con un contadino bianco, ma è anche la casa del 3M, quindi questo è un derby a tutti gli effetti. Oggi il Palermo che secondo i dettami di Mister Rizzo si presenta con il Mesi in porta, poi Marretta, Romano, Miranda, Bonanno, Musso, Mineo, Russo, Novara, Consiglio, Carollo e Biondo a fronteggiare la formazione del 3M che gioca con Tripo e Nicosi in porta, Fazzicato, Montevato, Amici, Chitarreste, La Rosa, Paucina, Rumpolo, Ricosta e Mignone. Guardate che spettacolo! I tifosi del Palermo Ultras oggi per sostenere il rosanero in quello che è un incontro vitale per l'accesso ai quarti di finale della Coppa di categoria. Dietro di gara di oggi il signor Massimo Seminara, la versione di Palermo, Alessio Mancucci, la versione di Catanissetta e grande Caglia al cronometro, la versione di Palermo. Inizia la gara, inizia Palermo 3M, palla per Neroverdi, Tripoli. È lontano per La Rosa, non c'è questo pallone. Atmosfera fantastica qui al Pala Don Bosco. Consigli a cercare subito la parte del campo Musso. Affaticato, stoppa, aspetta, Amici, attacca Amici, ma le parti La Rosa, affaticato, tiro, curato, ma tirato dopo aver passato la linea blu, e allora palla ancora una volta per il Palermo, e va lontano, ma sbaglia la battuta, Marretta. Marretta sbaglia questa battuta e allora rimessa per il 3, passa d'attacco, Carlo Amici, ancora secco in coppa, affaticato, La Rosa, sul sinistro, anche a lui, La Rosa ritorna affaticato, per provare il tiro, ritorna invece da Amici, fermato da Davide Consiglio, giovane del Palermo. Sono molti giovani oggi convocati da Mister Rizzo, è una gara che viene vista ovviamente come opportunità per fare bene, in quanto non c'è la pressione forse del campionato, una competizione parallela che può fare bene alle squadre per tagliarsi uno spazio prestigioso, ma anche per i giocatori stessi, per poter magari trovare minutaggio in quella che è una competizione appunto, come dicevo prima, parallela e quindi lontana dall'agonismo del campionato, anche se la Coppa può regalare anche bellità per la nazione. Ancora Amici, affaticato, riprende palla, leva più indietro la sfera Montevago, eroe della gara di campionato. Palermo invece è bloccato dalla Vigor San Cataldo. Ancora La Rosa. La Rosa insiste, trova la finta, ancora affermato. La Rosa, fatica del mischio per Amici. Fuori. Batterà il Messi che va lontano, Tripoli portata sua senza particolari problemi,
allora ha faticato, palla Bonanno, ancora Bonanno, fuori, Metta, Bonanno, guardare ancora la Rosa, capitano del Trem quest'anno e anche la Rosa, ha fatto rischia, prende palla infatti Musso, Consiglio, se ne va, Consiglio, ma ancora il 22, pallone un'altra volta contrato, rimessa per Consiglio, anzi calcio d'angolo, esce, pallone di Consiglio, faticato per la Rosa. 3 minuti di gioco, ancora la Rosa, no look per Montevago, Consiglio riprende palla, Bonanno non stoppa bene, sono loro due i principali alfieri in questo momento per il Palermo, faticato, la Rosa, fermata da Bonanno in maniera regolare, poi ci mette il piedone il 9, gol, la gara d'andata, facendo proprio il tiro fuori, un 2-1 pieno di emozioni, pieno di occasioni, solo 3 gol, ma perché lo spettacolo fornito dalle squadre è stato davvero importante, interessante. Ancora Bonanno, gioca a pivot, Musso, pensa addirittura al tiro, poi ci ripensa successivamente e punta la Rosa, ancora Consiglio, Bonanno, aspetta Bonanno, fermata la Rosa, Montevago, fermata Montevago e poi partire Bonanno, ancora lui, Bonanno, il tiro, anche il tiro che ha il gol. La Rosa, Giorgia, la Rosa, preferisce ancora una volta tornare alla zona da campo, anche la Rosa, piano piano guadagna metri, Amici, Montevago, cambio per affaticato, ancora Consiglio, passa, la palla è per Amici. Qualcosa dal direttore di gara, ricordiamo il duo arbitrale formato dal signor Seminara della provincia di Palermo e dal signor Alessio Mancuso della sezione di Caltanissetta, è un derby palermitano, quindi ovviamente non è scandaloso vedere un arbitro della stessa provincia. Lo stop di Bonanno, si fa vedere Musso, ancora Musso, fuori. Tiro del Palermo, 5 minuti di gioco, mancano ancora 15 e sembrano pochi, in realtà sono tantissimi, soprattutto quando si parla di tempo effettivo, continua Bonanno che ne palla, Bonanno prova a tirarsi, il numero 9 va in Marretta, nessun cambio finora, attenzione al faticato che rischia, punta il break di Consiglio, il fallo di affaticato, giallo per lui, prima ammonito della gara, sembra pimpante oggi Davide Consiglio. Di questo calcio di punizione
andare Musso fermato, per Consiglio Tripoli respinge in qualche modo, atterrato Musso, calcio di punizione, secondo fallo commesso dal 3M nel giro di pochi secondi di gara. Cori per il Palermo, vediamo che si parte al 2-1 nell'andata, quindi basterebbe vincere la squadra rosanero per accedere al turno successivo con più di una rete di scarto. In caso di parità anche a questo punto di vista si andrà ai supplementari. Il tiro, calcio d'angolo. Marretta sul punto di battuta per Consiglio al centro, affaticato, poi Musso ha provato il tiro da lontano, non c'è deviazione, solo disturbato Samuele Musso, allora può andare la Rosa. Amici, ancora partita Carlo Amici, non al meglio, le ultime settimane, i gol è comunque fatti, Amici, ancora il 9, poi ha faticato, il pallone è passato, impazzisce anche a Torcida, nero verde, la rete, ed ha faticato. Che ha fatto comunque un gran tiro per bucare il portiere avversario e 1-0-3 in questo momento suggella, vede la qualificazione ai quarti di finale. Buon anno, Consiglio, buon anno, Marretta se ne va, buon anno, tiro va a vuoto. C'è ancora Tripoli, può andare lontano il 16, un ping pong da portiere all'altro, ancora Musso, sempre il 10, Musso, ha faticato, riprende palla, ancora il 6, buon anno, va in porta! Supera, rimane il vantaggio 3. Buon anno, ancora al centro Tripoli, ci ha messo un'altra volta il piede, si dispera la fetta di pubblico rosanero. Consiglio, palla per lui, Musso, sinistro fuori misura, il Palermo si sta provando, sa che può sicuramente dire la sua con i fantastici talenti che ha a disposizione, ci ha provato prima Consiglio, poi Musso, dopo ancora anche Bonanno, tanta carne al fuoco per un Palermo che però è sotto. Ricotta, primo pallone toccato anche al 27, scuola San Giuseppe Ghiato, attenzione ancora ad Amici, per Ricotta, come passa, bravo qui Marretta, capitano del Palermo, la Rosa, pensa al tiro, può partire, si era fermato il 13, infatti la difesa sembrava un po' più compassata quella del Palermo. Buon anno, che passa, bravissimo Amici,
Ricotta, ancora Ricotta, Corrado senza fallo qui, può andare Consiglio allora, Consiglio a centimetri al gol in 22. Intervento di Romano che, come vedete, gioca con una evidente falcatura a causa di un contrasto di gioco abbastanza pesante, dove lui ha avuto la peggio venendo colpito all'altezza della fronte durante la partita di settimana scorsa contro la Vigor San Cataldo. Un Palermo che è anche fuori uno dei principali artefici dei 16 punti in campionato in queste prime 6 giornate, ovvero Madonia, in caso di infortunio. Quindi adesso aspetta il fischio. La Rosa sul secondo palo per Ricotta, non si chiude lo scambio con Pitarresi, che era colui deputato a trovarsi sull'altro palo. Poi Messi, Consiglio prende controllo, ci ha messo il piede Amici, rimessa in favore della squadra rosanero oggi con la maglia bianca con la fascia azzurra, quella che ricorda la seconda del Palermo della passata stagione. Attenzione ancora a Tripoli che aspetta Badamici. La Rosa controlla, fermato Ricotta, ancora Romano, rischia Romano, c'è la Rosa su di lui e infatti perde palla Romano. Centro Ricotta fermato, Pitarresi, Amici, invece di piede sinistro, ritorna dalla Rosa, piazzato che termina fuori, e allora in mezzo. Musso, ancora Musso, va in porta, super Tripoli un'altra volta, 10:40 alla fine del primo tempo, Trem in vantaggio, la rete di affaticato. Consiglio dietro dove c'è Musso, deviazione Tripoli. Con calma quindi Peppe Tripoli sceglie di andare lontano dove però non c'è nessuno. Un'altra volta pallone buttato da Peppe Tripoli. Il Messi mette a correre Romano che si riappoggia dietro dove c'è Musso che con calma ricomincia. Consiglio, Bonanno sbaglia, La Rosa anticipa qui l'avversario e Bonanno a Musso. La Rosa, ancora La Rosa, Messi, Medime, Antonio Messi con l'errore sul gol del vantaggio 3 e permane. Baucini, Ricotta, la giocata che non riesce, palla 3. Baucina, La Rosa. Aspetta Ricotta, la giocata di Ricotta sul pezzo di Consiglio, ancora Ricotta, si inserisce, va a sinistra, fermato da Samuele Musso in rimessa laterale. Baucina, La Rosa, Ricotta, giro palla nella metà campo avversaria per il Trem. Ricotta, Baucina, se ne va, ancora, Baucina, esterno della rete e c'è time out chiamato da mister Rizzo. 1-0 finora, bella gara, piena di occasioni, bravissimo Tripoli di una parte, anche il Messi, peccato per quell'errore sul tiro di affaticato che per ora vale il vantaggio 3M. A tra poco.
Ricotta, La Rosa, Baucina scambia sempre con La Rosa, Pitarrese, Ricotta, mischia il tram, può andare lontano e poi qua il tiro di Russo stava quasi per diventare pericoloso per Tripoli. Ricotta, La Rosa, Baucini, ancora per La Rosa, Baucina, giro palla per ora del 3M, forse anche per far passare qualche secondo. Ricordiamo che l'andata è finita 2-1 in favore dei neroverdi, quindi al 3M basta non perdere oggi per passare il turno. In questo gol di affaticato diventano 2 le reti di distanza dal Palermo, che oggi però è sostenuto da questi fantastici tifosi. Proprio sotto le bandiere rosanero sta battendo La Rosa. Tripoli, Scodella in avanti, altro pallone che si perde. Miranda, Romano, Musso scambiano la propria metà campo, viene a casa di un varco. Prova a dargli adesso Russo che si gira, Baucina non trattiene, può andare. Poi sul numero 14, calcio di punizione, Baucina per La Rosa. Ancora Baucina, la parata in mezzo. Calcio d'angolo per il treno, non è fatta, Baucina un'altra volta, deviazione di Russo che chiude il palo, comunque vi era in mezzo. La Rosa, ancora palla per il tram, può girare nei suoi soliti altari. Uncolo contrato, palla ripresa quindi dal Palermo, attenzione a Russo, può girarsi Russo, fermata La Rosa che può andare, ancora La Rosa, le giocate, La Rosa dopo qualche metro macinato viene confermato, attenzione ancora dall'altra parte, atterrato Miranda, non c'è niente. 6 minuti e 6 secondi alla fine del primo tempo, ovviamente da giocare tutti, questi 360 secondi che mancano. Attenzione qua al tiro di Delisi, ci ha provato dopo una grande gioca personale. Russo, Miranda, Mineo, è entrato in campo anche lui, vede Miranda, il pallone sarebbe buono, può scappare, quindi Miranda al centro, incredibile, Tripoli miracoloso, evita la spaccata praticamente in porta di Mineo, ma attenzione a Ricotta, ancora lui, da parte di Baucina, Delisi, il controllo per girarsi ancora, Delisi, deviazione, pallone che arriva nella platea presente qui al Pala Don Bosco. Time out chiamato anche da mister Mosca. 5 minuti e 24 secondi alla fine del primo tempo tra Palermo e 3M, la gara